buonasera da Sicilia 24, questi titoli. 7 giorni dopo la frana di Niscemi, la terra continua a muoversi e la paura non passa. Domani riaprono le scuole tra macerie e incertezza. La croce rimasta intatta nel quartiere più colpito diventa simbolo di resistenza. Impianti aperti e subito chiusi per una bufera di neve sull'Etna. Piano Provenzana, diversi gli incidenti a causa dell'imprudenza e del ghiaccio sull'asfalto. Rinviati i funerali dei 3 cacciatori trovati morti a Montagna Reale, nel Messinese. Le salme restano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Proseguono le indagini su una dinamica ancora oscura tra esami balistici, telefoni cellulari e il mistero di un quarto uomo. Nel siracusano non si ferma la scia di intimidazioni contro i commercianti. Esplosa una bomba carta davanti alla porta di un negozio di elettrodomestici ad Avola. La sindaca dice: così si colpisce l'economia sana. Storico traguardo per la nautica italiana. A Licata consegnata la prima patente che permette ai giovani di 16 anni di guidare natanti fino a 10 metri. Una rivoluzione che apre il mare alle nuove generazioni. Calcio, l'Altamura espugna il Provinciale di Trapani con un gol di Curcio nonostante il forcing Granata e la rete annullata. I padroni di casa devono cedere l'intera posta. Dopo la sconfitta di Potenza con il Sorrento, invece il Catania si interroga sul mal di trasferta. Serie B, il Palermo grazie alla vittoria di Bari resta in scia promozione diretta sul mercato. Sono ore decisive per Jonsen. Bentrovati, sono passati 7 giorni dalla frana che ha sconvolto Niscemi. Il dissesto però non è ancora finito, il terreno continua a muoversi, i controlli non si fermano, resta incertezza sul futuro di molte abitazioni. Domani intanto però il primo segnale di normalità: riaprono le scuole, mentre nel quartiere più colpito emerge un'immagine che racconta la resistenza di una comunità. Gerry Italia. A una settimana esatta dalla frana che ha ferito Niscemi, il paese si risveglia sotto un sole pallido, un segnale di tregua dopo 48 ore di pioggia incessante che hanno fatto temere nuovi crolli lungo il fronte del dissesto. Con il miglioramento del meteo, i vigili del fuoco sono tornati sul costone per nuovi sopralluoghi, all'indomani del crollo della palazzina di 3 piani rimasta per giorni in bilico prima di cedere. Al momento non si registrano ulteriori collassi di edifici, ma il versante continua a muoversi. Si segnalano distacchi di terreno anche nelle ultime ore che impongono una rivalutazione costante delle condizioni di sicurezza. L'attenzione resta concentrata soprattutto sulla zona rossa, la più esposta, dove si valuta il potenziamento dei sistemi di monitoraggio per garantire la sicurezza dei residenti, delle squadre di soccorso e delle forze dell'ordine. Domani però un piccolo passo verso la normalità. Dopo oltre una settimana di stop forzato, il sindaco ha disposto la riapertura delle scuole, un segnale importante per la città e per le famiglie colpite dall'emergenza. Ieri è già firmato la revoca dell'ordinanza di chiusura, quindi domani mattina riapriranno le attività didattiche, rimarranno chiuse 3 scuole, un grande lavoro per riposizionare tante classi e verificheremo se c'è l'assistenza psicologica, c'è tanta attenzione soprattutto per i nostri bambini, per le insegnanti e dobbiamo ripartire. Niscemi intanto ha già accolto anche Cateno De Luca, il leader di Sud Chiama Nord ha lanciato una proposta per affrontare l'emergenza abitativa, 50 milioni di euro per acquistare case sfitte nel centro urbano e assegnarle alle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Una soluzione che secondo De Luca consentirebbe di dare risposte rapide agli sfollati e allo stesso tempo sostenere l'economia locale. E mentre il paese prova a ripartire, nel quartiere Sante Croci resta un'immagine che racconta più di ogni parola la forza di Niscemi. Tra macerie, crepe e strade ferite, la croce che ricorda la frana del 97 è ancora lì, in piedi. I rilievi tecnici confermano che non ha ceduto nonostante i movimenti del terreno e i distacchi del versante. Oggi quella croce diventa un punto di riferimento silenzioso per gli abitanti, un simbolo di resistenza, un segno che si ostina a resistere dove tutto sembra instabile. E c'è un altro territorio fragile in Sicilia. C'è stato infatti uno smottamento improvviso a Ritiro, alla periferia di Messina, dove ha piovuto per 48 ore. 2 famiglie hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni in tutta fretta, senza però subire danni. Il fronte della frana, lungo la strada comunale che porta a San Michele, ha investito una palazzina di 2 piani che un tempo ospitava un panificio. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno dichiarato l'area zona rossa e sempre per le forti piogge
è crollato un muro dal costone roccioso nella zona del castello di Carini. Una bufera sull'Etna ha costretto alla chiusura gli impianti sciistici aperti soltanto da ieri a Piano Provenzana, sul versante nord di Lingua Glossa, sulla Mareneve presa d'assalto nel fine settimana. Si registrano infatti anche diversi incidenti proprio per l'imprudenza e per il ghiaccio sull'asfalto. Ci dice tutto Luca Ciliberti. Etna nella bufera. Dopo il caos registrato ieri con auto bloccate per ore a Piano Provenzana, anche oggi la situazione in quota appare critica. Il vulcano è infatti raggiungibile a causa delle condizioni meteo avverse con un forte vento e neve abbondante. Il comune di Lingua Glossa ha emesso un'ordinanza di chiusura della via Provenzana valida fino al completo ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza. Su Facebook anche la società Etna Star, che gestisce gli impianti, con un post ha avvisato che non è possibile raggiungere la stazione di Piano Provenzana. La stagione sciistica, appena inaugurata, dunque, è costretta subito a uno stop a causa del maltempo. Eppure la prima parte della giornata di sabato lasciava intendere che tutto stava andando per il verso giusto. Dopo mezzogiorno, invece, a causa di una forte nevicata, sciatori e avventori che avevano preso d'assalto la stazione sciistica, tanti in concomitanza del fine settimana, sono stati costretti a tornare indietro, intasando l'unica via d'uscita, in qualche caso causando anche incidenti. Traffico bloccato poi ha reso impossibile anche l'intervento degli spazzaneve. Il risultato: automobilisti costretti in auto per ore, in alcuni casi rischiando anche problemi di salute per il brusco abbassamento delle temperature, e forze dell'ordine costrette agli straordinari. Anche stamattina Forestale e Fiamme Gialle hanno cercato di limitare gli accessi a bassa quota e a disincentivare gli avventori della domenica. Le onoranze funebri avevano già sistemato i corpi nelle bare affisso i necrologi, ma i funerali dei 3 cacciatori trovati morti il 28 gennaio in contrada Caristia a Montagna Reale sono stati rinviati a data da destinarsi. Alle famiglie è stato comunicato che le salme restano a disposizione dell'autorità giudiziaria, che non ha ancora concesso il nulla osta. Per Antonio Gatani, 82 anni, era prevista la partenza del feretro dall'ospedale Papardo di Messina verso Patti, dove nel pomeriggio si sarebbe dovuto celebrare il funerale. Oltre agli esami sui cadaveri, continuano le ricerche di indizi sul luogo della strage, tuttora interdetto, e l'analisi dei dati dei telefoni cellulari agganciati alle celle della zona. Restano molti interrogativi sulla presenza di un quarto uomo, compagno di caccia di Gatani, che avrebbe riferito di essere partito con lui quella mattina per poi lasciarlo solo. L'autopsia intanto ha escluso l'ipotesi di suicidio o di incidente. Tutte e 3 le vittime, Gatani e i fratelli Giuseppe e Davis Pino, di 44 e 26 anni, sono state infatti colpite frontalmente da colpi d'arma da fuoco, uno dei quali esploso da distanza ravvicinata. Ulteriori elementi potrebbero emergere dagli esami balistici e dai dati del GPS del cane di Gatani rimasto in auto durante la battuta di caccia. La dinamica dell'omicidio e l'identità dell'assassino restano al momento un mistero. Nel siracusano non si ferma la scia di intimidazioni contro i commercianti. Una bomba carta è stata infatti posizionata davanti la porta di un negozio di elettrodomestici ad Avola. Nella città è il primo caso dopo anni di calma. Francesco Aloi. I segni dell'ultima bomba carta sono ancora ben visibili. Nel siracusano la criminalità continua ad andare per la sua strada, nonostante numerosi vertici in prefettura. Così, nella notte tra sabato e domenica, ecco un'altra intimidazione. Qui siamo ad Avola. Da anni non si registravano episodi del genere. Ho sentito un boato, un rumore di una bomba che mi chiedevo che festa fosse, ma poi dopo ho pensato che poteva essere un atto intimidatorio. Questo piccolo negozio di elettrodomestici è soltanto l'ultima delle attività prese di mira in provincia. Sui social, intanto, è subito arrivata la solidarietà della sindaca Cannata, che ha scritto: colpire chi lavora significa colpire la libertà, l'economia sana. La richiesta poi è sempre la stessa: più controlli. Ci vorrebbero sì più controlli e giustamente più forze dell'ordine comunque, sai, in giro, insomma, qualcosina del genere. Ci vorrebbero, sì. No. Ma voi commercianti vi sentite sicuri? Potrei dire sì, potrei dire di no.
Dalle immagini delle telecamere, polizia e carabinieri dovranno dare un volto e un nome a chi ha posizionato l'ordigno rudimentale. Una deflagrazione nel mezzo della notte che qui hanno sentito tutti. E pensare che lunedì scorso a Floridia si era riunita l'assemblea regionale della Federazione Antiracket. Andiamo a Palermo, dove un incendio ha danneggiato una palestra che si trova in una tensostruttura nella zona di via San Polo. Sono intervenute squadre dei pompieri per spegnere le fiamme che hanno danneggiato gli attrezzi e la struttura, ma non ci sono feriti. Si è alzata in cielo una nube nera visibile da diverse zone della città. Per questo motivo stanno intervenendo i vigili del fuoco per verificare la qualità dell'aria attorno all'impianto sportivo. A Catania un automobilista non si ferma all'ALT, si dà alla fuga e investe un agente delle volanti. Ci racconta tutto Tonino De Mana. Non si ferma all'ALT, scappa a tutta velocità in pieno centro, danneggia alcune auto in sosta, rischia di travolgere alcuni passanti e infine investe un poliziotto sceso dall'auto di servizio per bloccarlo. Protagonista un catanese di 34 anni, noto alle forze dell'ordine, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La folle corsa inizia nella centralissima piazza Europa quando l'automobilista spericolato, poi risultato senza patente perché mai conseguita ed assicurazione, forza il posto di blocco dandosi alla fuga. È a quel punto che la volante si mette all'inseguimento e nel tentativo di scongiurare pericoli per gli altri automobilisti chiede il supporto di altre pattuglie. Una di queste arriva in via Gabriello Carnazza e si mette di traverso per sbarrare la strada cercando di impedire il passaggio. Uno dei poliziotti scende dall'auto e viene travolto, riportando feriti alle gambe, guaribili in 15 giorni. L'altro collega invece riesce a bloccare il fuggitivo. Per lui l'ultima corsa è in questura ed infine nel carcere di Piazza Lanza. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per mostrarvi quello che è stato un evento, possiamo dire sicuramente storico, un traguardo per la nautica italiana, la prima patente nautica data a un sedicenne in Sicilia a Licata. Torniamo. Siamo tornati in studio, traguardo storico per la nautica a Licata, è stata consegnata la prima patente D1, ovvero il nuovo titolo che consente ai ragazzi di 16 anni di guidare un'imbarcazione. Davide Sardo. Un passo storico per la nautica italiana. A Licata, in provincia di Agrigento, viene consegnata la prima patente D1, il titolo che apre il mare ai giovani di soli 16 anni. Una vera rivoluzione per le nuove generazioni. Il candidato ha completato il percorso formativo iniziato a dicembre, conquistando un traguardo finora inesplorato. La patente D1 consente di guidare natanti fino a 10 metri con motori tra i 30 e 85 kW, esclusivamente di giorno e dentro 6 miglia dalla costa. Il corso è pensato per essere sicuro e accessibile, comprende lezioni teoriche e si conclude con un quiz finale senza la necessità dell'esame pratico in mare. E permette di guidare moto d'acqua, che è una cosa molto ricercata solitamente, e imbarcazioni anche fino a 12 metri di lunghezza. I minorenni fino a 10 metri, poi però una volta raggiunta la maggiore età possono anche condurre imbarcazioni fino a 12 metri. Fino a 115 cavalli e 6 miglia dalla costa, quindi mi sembra una buona opportunità soprattutto per avvicinare al diporto nautico. Come tu sai, io sono un appassionato e penso che sia veramente un'attività che in qualche modo ti mette a contatto con la natura. Con questa prima patente la nautica italiana guarda al futuro, formazione sicura, accessibile e giovani sempre più protagonisti al timone. Il mare è pronto ad accoglierli e i giovani possono finalmente salpare con consapevolezza e libertà. La devozione per Sant'Agata è gratuita, così Monsignor Barbaro Scionti, che ha smentito categoricamente le voci riguardanti presunti ingressi a pagamento per la partecipazione alle celebrazioni religiose in cattedrale. La preghiera personale, la partecipazione alle messe e i momenti di raccoglimento spirituale sono, dice ancora Barbaro Scionti, e rimarranno sempre libere e gratuite. Nei giorni della festa
festa catanese. L'accesso ai fedeli sarà regolato dalle vigenti norme di sicurezza. L'ingresso dei devoti avverrà dalla parte laterale della cattedrale, ovvero dal cancello di via Vittorio Emanuele. La capienza massima sarà di 3.000 persone per la messa dell'Aurora e 2.500 per il solenne pontificale. Intanto c'è un nuovo racconto di Sant'Agata che prende forma con il talk di Antenna Sicilia, Telecolore Sicilia Web. Si chiama Punto Agata, un dialogo in stile podcast ma a teatro al Gatto Blu il pomeriggio del 3 febbraio. Ci dice tutto Eva Spampinato. Ci avviciniamo alla festa di Sant'Agata e quest'anno Antenna Sicilia, Telecolor e il sito Sicilia Web scelgono di raccontarla con uno sguardo nuovo, capace di parlare ai giovani ma non solo. Un progetto del social team che nasce da una riflessione profonda sui valori della Santa Patrona di Catania, figura che va oltre il simbolo religioso e si fa sorprendentemente contemporanea. Da qui nasce Punto Agata, un talk di 3 ore a teatro sul palcoscenico del Gatto Blu. 10 ospiti con la formula del podcast dal vivo si alterneranno parlando delle proprie storie con Giovanni Sant'Angelo, accompagnato da Giulia Tipo, per raccontare il loro punto fermo, ciò che li ha guidati lungo il percorso verso l'affermazione. Un confronto che attraversa mondi diversi, dal marketing al business, dalla musica alla fama sui social, per un parterre di ospiti giovani e di successo che esploreranno l'importanza di avere dei punti fermi, come il messaggio di coerenza lasciato da Sant'Agata. L'appuntamento è per il 3 febbraio alle 17 al Gatto Blu. I posti sono limitati, sulle nostre pagine social potrete trovare il link per prenotare i biglietti. E c'è un'altra notizia, perché durante le festività di Sant'Agata il Comune di Catania ha introdotto tariffe taxi agevolate per favorire la mobilità e ridurre il traffico nel centro storico. Fino al 6 febbraio dalle 10 alle 20 è previsto un costo fisso di 10 euro da qualsiasi zona della città verso il centro storico, valido fino a 4 passeggeri. L'iniziativa, già sperimentata in passato, sarà riproposta anche in altri periodi festivi. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo con il calcio. E siamo al calcio, al provinciale di Trapani. La squadra di casa è stata sconfitta 1-0 dall'Altamura in una gara che i Granata avrebbero meritato quantomeno di pareggiare. Ma sentiamo il resoconto di questa partita nel servizio di Franco Cammarasana. Prima sconfitta stagionale al provinciale per il Trapani, che deve cedere l'intera posta all'Altamura al termine di una partita che i Granata avrebbero meritato quantomeno di pareggiare. Gara segnata dagli episodi, disturbata nel primo tempo da una pioggia fittissima. Proprio il terreno impanato al 37esimo ha frenato un'azione offensiva della squadra di Aronica, favorendo una ripartenza veloce di Rosafio che ha servito l'accorrente Curcio, abile a mettere a segno la sua 4ª rete stagionale. In precedenza, al 20esimo, il Trapani aveva chiesto invano un calcio di rigore per una vistosa trattenuta di Marcolini in area. Poi sempre Trapani catapultato in avanti, creando diverse occasioni alla ricerca del gol del pari, giunto al 41esimo della ripresa con una conclusione di testa di Kirwan su un cross di Marcolini. L'arbitro però annulla dopo aver rivisto l'azione al FEBUS. Poi è Fabrizio Alastra, portiere nato a Trapani, ad ergersi a protagonista, sventando a tempo scaduto almeno 3 occasioni del Trapani, consegnando così il successo alla squadra pugliese. Dopo la sconfitta di Potenza con il Sorrento, il Catania intanto si interroga sulla differenza di rendimento fra le partite interne e quelle esterne. Al Viviani è mancata anche la capacità di reagire, alcune scelte iniziali hanno fatto discutere, ma sentiamo Marco Carli. La terza sconfitta stagionale, il 3-1 subito a Potenza dal Sorrento, fa riemergere in casa Catania il deficit di rendimento fra le gare interne e quelle lontano dal Massimino. 12 partite giocate e solo 4 vittorie, 14 gol fatti e 14 subiti. Il rendimento esterno etneo non è all'altezza di una squadra che deve vincere il campionato. La dobbiamo invertire in tutti i modi, da qui alla fine del campionato, se vogliamo rimanere attaccati al primo posto.
Il tema della partita non è solo questo, perché il Catania parte forte in tutti i sensi. Il suo attaccante segna su assist del solito imprendibile Lunetta, sembra tutto in discesa, invece il motore si inceppa e poi si ferma. A destra il Catania subisce il 2008 Esposito e Crecco. Carnielutti e Raimo vanno in affanno, il centrocampo non regge, davanti non si crea più nulla. Il Sorrento incredibilmente diventa padrone. Prima segna il pari con Sabatani, solo in area, e poi raddoppia con Crecco. Anche le scelte iniziali fanno discutere. Per quanto riguarda Carnielutti, Mario non aveva i 90 minuti, Pieraccini c'aveva il tutore, quindi lo limitava. Allegretto è adattato in quel ruolo, l'unico giocatore che poteva essere pronto a ricoprire quel ruolo era Carnielutti. Si poteva fare meglio, ma non solo da quella parte, anche in mezzo al campo, anche davanti. L'altro dato è la reazione totalmente assente nonostante le due punte di peso, più Bruzzaniti e D'Ausilio. Il Sorrento addirittura triplica e il Catania riflette. Ha sempre saputo rialzarsi, ma, come dice Toscano, di errori adesso non bisogna commetterne più. E andiamo adesso alla Serie B, al Palermo che grazie alla vittoria di Bari resta in scia promozione diretta. Rosanero in serie positiva da 10 gare sul mercato, sono ore decisive per Jonsen. Marco Gullà. La vittoria di Bari ha permesso al Palermo di rosicchiare 2 punti al Frosinone e rimanere comunque in scia Venezia, nuova capolista del campionato dopo la vittoria di ieri con la Carrarese. Al San Nicola i rosanero hanno fornito una prova di forza, ma per provare a rientrare in zona promozione diretta occorre non abbassare la guardia e continuare a fare punti. Nota positiva della trasferta pugliese anche il ritorno al gol di Jérémy Ledouaron. Belle victoire, un match sérieux. Avec 3 buts et 0 but encaissé, donc un clean sheet, ça fait toujours plaisir pour la défense. Et offensivement, on a réussi à marquer nos occasions, donc très content de la victoire. Il Palermo ha il suo punto di forza nella difesa, la migliore del torneo, porta inviolata da 3 gare. Inoltre, i rosanero nelle ultime 10 partite hanno subito solamente 5 gol, un dato che certifica l'ottimo stato di salute dei siciliani che sabato al Barbera affronteranno l'Empoli. Mercato, ultime ore per la definizione di Dennis Jonsen della Cremonese. Osti proverà l'assalto decisivo prima del fotofinish. Con la Sampdoria potrebbe andare in porto anche lo scambio di Achité De Paoli. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito e una buona serata a tutti voi.